Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat. Good afternoon, Buon ladies and pomeriggio, gentlemen. signore e I'm signori. Jenni Io Vinnukka, sono Jenny coming from Finland. Vinaka, vengo I'm dalla representing a Finlandia, golf tour operator rappresento un tour called operator del Golf golf, Recepti. And the Golf word Recepti, recepti nel, means a nel recipe mondo Recepti, for you that are curious. significa una So I'm here to ricetta tell per voi che you siete curiosi. what is the Quindi recipe that vi leaves a good devo taste for dire the Finnish che golfers. questa What is the ricetta vi recipe deve to lasciare un buon produce and to gusto, sell and produrre buon to gusto alla fine di promote questo evento, golf perché serve per packages promuovere i around the world, pacchetti but del mostly in golfo nel Europe, where mondo, we ma are soprattutto in focused. Europa, So perché noi ci our stiamo company, Golf concentrando Recepti, sull'Europa. La is nostra established azienda 1991 è already. stata So it creata has nel a long history 91, and ha is una lunga storia among the five ed è biggest and tra well-known i golf tour primi operators in Finland. cinque più grandi tour Finland in operator del itself is a golf small in country. Up Finlandia. north, only 5.5 million Finlandia ci of sono inhabitants. molti But we campi da have golf, è quite a un good amount of paese golfers, and it's increasing. che ha We have molti giocatori di golf e il numero sta 142,000 aumentando. registered Abbiamo golfers. And 140.000 persone che the praticano il season is golf really e la short. stagione è So piuttosto it goes breve, from quindi va mid-April da metà until aprile the end fino of alla fine September di usually. So settembre di around solito, 5 months. quindi circa 5 If even mesi. that, because when you go up north in Lapland, E quando it's si much va shorter. in Lapponia So ancora più a now, nord è tomorrow, ancora più I am breve, in the quindi morning when I domani woke up, I received messages that it's quando, a quando autumn mi stormy day, sveglierò no riceverò dei electricity in Finland, and messaggi here che we mi are with diranno the che c'è sun in and Finlandia una cloudless giornata sky. So you di can imagine that there's a lot of tempesta, potential che for golf tour piove, quindi operators vi as the potete season in Finland immaginare is so short. che veramente in And Finlandia ci sia Golf Recepti has veramente un potenziale minimo fuori gone through a lot of stagione. changes. I joined the Però company il 1.5 panorama del years ago, golf ha and we avuto were vari bought cambiamenti by negli the ultimi Go Golf anni. Media. So we are part of a Noi bigger siamo parti di group, Go Golf un Group, gruppo più at the grande, moment. We Co-Golf have Group our al own media, momento. we have our own Abbiamo tutti event i organizer, media, Go Golf abbiamo Experience. organizzatori di We eventi are the che si organizers of concentrano sul Go golf, Expo that siamo Salvador was also organizzatori mentioning. That su is the most important Expo del golf event in Scandinavia. ed è il So we gather principale a lot of evento in potential golf Scandinavia sul travelers golf. in Helsinki Quindi Exhibition Center abbiamo every quindi March. una And we fiera have ogni our anno a own golf marzo equipment sui store principali called Golf Sky. eh, And now tour also operator del golf, one Golf own Golf golf course Sky, eh, around ha Helsinki area, like 30 minutes away anche from that. un So we importante are making a campo di little golf small nell'area di revolution Helsinki. in the Finnish Stiamo golf market. And facendo we veramente have like una rivoluzione nel a goal to mercato, una be mini rivoluzione like a nel one desk mercato del service golf di for the Helsinki. players, for the Vogliamo customers, but offrire also dei for the servizi partners buoni of per the i golf. nostri giocatori, ma anche per As i we have partner learned that all'estero, perché abbiamo this imparato business che questo requires business personal richiede relationships, delle relazioni communication, internazionali, that kind of strong comunicazione partnerships, and e ha together we bisogno are di more. So partnership when we can forti, quindi insieme invite valiamo our di più. partners Quando to possiamo do the invitare i work nostri with partner a us fare and to be il present in Finland lavoro and per to noi really ed get to essere know us, then presenti in we are on the Finlandia right con track. noi, So as e for you quindi here in allora sappiamo Sardinia, che you siamo also nella are direzione wondering giusta. what you can do Anche to be io mi considered sto realistically as a golf destination. At the chiedendo same come time, we in cosa Finland, we possa are essere thinking like fare la Sardegna how we come are going to be destinazione del considered golf in realistically as a potential qualsiasi golf momento. travelers. Noi So then dalla Finlandia my possiamo answer for essere that is considerate to come potenziali communicate, viaggiatori verso to la Sardegna. network, to Quindi meet la people, mia risposta è and comunicare, among creare una rete hundreds di of people that I've persone, met, circa centinaia there di are some persone individuals that che have lavorano, established a really hanno good stabilito partnership with delle me, buone and partenariate con me I'm e io enjoying so much to be in this sono business because felice di we can lavorare see in that questo settore only perché one or two possiamo vedere people che can solo make a uno o difference. due persone, Salvador was persino una o due mentioning persone possono fare la this differenza. one of the destinations Quindi io in ho northern Cyprus menzionato per as one of his esempio success o due stories. So
voglio menzionare una o due destinazioni come Cipro, che è una storia di successo. Circa 6 anni fa abbiamo iniziato il nostro rapporto di collaborazione con un altro tour operator che si è basato sulla comprensione del fatto che stiamo vendendo esperienze per i clienti. Quindi se non mi ripuntiamo a questo, possiamo dimenticarci questo business, perché allora il cliente fa le sue decisioni che si basano sul prezzo e quindi altre persone fanno dei viaggi, dei piani di viaggio, e quindi non c'è bisogno di noi, ma se consideriamo l'esperienza, i servizi e le informazioni che vi possiamo dare e anche le storie di successo che possiamo offrire, che creano le radici per qualcosa, un progetto che si può iniziare anche qui in Sardegna, far capire alle persone che è più facile di quello che pensano venire qui, quindi gli ingredienti, la ricetta possono essere insieme, quindi sono dei gusti che possono, cioè ci può essere un buon connubio se credete che il tipo di ingredienti sia quello giusto, che farà una buona zuppa, una buona ricetta, allora sapete che siete dei bravi cuochi. Se poi noi possiamo essere considerati nel vostro sistema, allora sapete già che voi avete gli ingredienti giusti e noi possiamo aggiungere qualche spezia, allora possiamo creare una buona collaborazione. Insomma, io sto facendo un paragone col cibo perché così ognuno di voi può capire. Quindi noi abbiamo sentito oggi tanti fatti sui viaggiatori, gli appassionati di golf che viaggiano. Vi posso dire che ci sono coppie, ci sono anziani, ci sono persone più giovani e tutti hanno le stesse esigenze. Avete già le conoscenze sul cliente tipico, ci sono naturalmente diverse varietà. Ci stanno aumentando anche il numero di clienti di quarantenni, nel nostro caso ci sono molti eventi e delle gare che non si basano semplicemente sui risultati, ma su tornei che possono veramente comportare divertimento per chi partecipa. Noi stiamo mettendo insieme le società che amano questo tipo di golf, diciamo che dia divertimento, ma la maggior parte del panorama del golf è creato dai senior. In Finlandia ovviamente non abbiamo tutto il potenziale che avete voi perché non abbiamo lo stesso numero di giornate assolate. Bisogna capire le esigenze dei clienti, bisogna essere flessibili e adattabili. La Sardegna veramente ha un enorme potenziale per il suo clima. Anche la Costa Blanca ha lavorato su questo. Il nome Costa Blanca è una garanzia in sé per sé. Quando lo sento è come qualcosa di familiare per me, ma anche qualcosa di sorprendente. E questo è quello che voglio come viaggiatore. Io voglio qualcosa che so e che è un prodotto di cui mi posso fidare. E quindi qualcosa che rappresenti una destinazione che sia non solo campi da golf in sé per sé, ma anche qualcosa che mi consenta di costituire un gruppo che voglia fare anche altre cose. Ho visto molte fiere dove lavoravano insieme dei tour operator, lavoravano con dei partner, ognuno di loro cercava di fare il proprio lavoro e non si mettevano mai insieme a creare una rete, per cui il cliente alla fine non aveva una chiara idea di dove andasse. Invece noi stiamo cercando di concentrarci sull'informazione chiara sulla destinazione, ma abbiamo bisogno dell'aiuto della destinazione stessa, perché voi conoscete il vostro prodotto meglio di qualsiasi altro e sapete come il prodotto può essere presentato.
presentato, poi ci sono tour operator, clienti qui, e con l'aiuto di tour operator potete trovare la via per arrivare al cliente giusto. Noi quello che abbiamo fatto con Salvador, per esempio, è uno degli esempi più di successo. Una volta che abbiamo stabilito, abbiamo creato una reputazione che fosse ben visibile in Finlandia, abbiamo fidelizzato i clienti. Ci siamo concentrati sul nostro resort dove si pratica il golf. Allora si attiva il cliente che parla di questo. La Sardegna ha già un nome magnifico che ha il potenziale per essere parte dei golfisti che possono parlare veramente in termini meravigliosi della Sardegna, e questo è già il setting ideale, perché con la vostra risorsa vi potete già attivare per parlarne e offrire al cliente un'esperienza in modo che non ci siano sorprese, nessuno pensa che è qualcosa di standard. Se provano un'esperienza meravigliosa, allora faranno il passaparola e diffonderanno la notizia, e questo è quello che garantisce il successo. Io ho lavorato negli ultimi 5 anni nei servizi di vendita, ho ricevuto molte chiamate, chiamavano dei clienti finlandesi che mi dicevano: ho sentito per esempio che c'è un posto meraviglioso a Cipro, quindi le persone ne stavano parlando. Io penso che in Sardegna ci sia un enorme potenziale, una destinazione nuova, e naturalmente tutti vogliono essere i pionieri, andare lì per la prima volta e poi spargere la voce. Quindi io potrei organizzare degli eventi con persone che sono interessate a viaggiare, a venire per la prima volta, e riuscire ad attivare altre persone che parlino, diffondano, spargano la voce. Io ho veramente questa possibilità, e quindi potrei organizzare dei tornei che organizziamo già in Finlandia. Noi organizziamo dei tornei in diverse destinazioni, per esempio 18, quindi mostriamo, facciamo tutta la simulazione in un campo da golf. Con Salvador abbiamo fatto questo, facciamo capire quello che possiamo offrire in una destinazione, e invitiamo i clienti a conversare sulla destinazione, quindi diciamo per esempio studiano quelle che sono le domande, quelle che sono le risposte, e quindi poi se si manda il cliente in una destinazione dove prova veramente un'esperienza, poi sarà pronto a diffondere la voce, a spargere la voce. Quindi bisogna cercare di creare dei gruppi che mandarli in una destinazione per sperimentare veramente qualcosa di speciale e attivarli per spargere la voce. Quindi dobbiamo cercare di avere delle destinazioni di cui andiamo fieri, organizzare lì i gruppi. I finlandesi cercano veramente delle esperienze uniche, autentiche. Noi abbiamo foreste, laghi, ma cerchiamo in continuazione dei posti vicini al mare, con il sole, quindi voi siete una destinazione piuttosto valida per noi, una struttura che può coprire assolutamente le esigenze standard
standard, avete buon cibo, vino, l'esperienza enogastronomica può essere fantastica, quindi avete tutti gli ingredienti. Non abbiamo bisogno necessariamente di fare shopping dei negozi, in realtà abbiamo bisogno di golf attivo, nonostante il fatto che i miei clienti spesso chiedono, ci sono negozi aperti, eccetera, ma alla fine finiscono per giocare solo a golf, non così come i svedesi, non forse 36 book, ma veramente a loro piace giocare a golf, rilassarsi, riuscire ad assorbire tutta la vitamina D possibile nella loro pelle. Ci piace mangiare buon cibo e avere delle buone strutture alberghiere. La cosa più importante affinché ritornino il personale deve essere veramente preparato. Questo è il valore aggiunto extra, perché spesso quando si cerca di avere il feedback di sfoci, per esempio come Cipro, molte persone, soprattutto le donne, hanno detto che non si sarebbero dimenticati non avrebbero mai dimenticato il signore delle omelette. Ma sì, perché era il cuoco più veloce che abbiamo mai trovato e i clienti erano impressionati. Quindi è qualcosa di affascinante in qualche modo. Non sapeva parlare una parola d'inglese, però era lì è pronto ad accogliere chiunque al mattino e già le ricordava ai clienti. Si ricordava come i clienti volevano la loro omelette, se coi funghi, in altro modo. Quindi quando io sono entrata, per esempio, mi salutava già dall'entrata e quindi io ho detto devo assolutamente tornare in quel posto. Quindi è qualcosa di speciale che aggiungono alla ricetta. Se si è orgogliosi di dove si lavora, allora si può aggiungere veramente qualcosa di speciale. Per la mia esperienza, i finlandesi sono pronti a viaggiare, anche andare distanti per trovare qualcosa di speciale. Quindi la difficoltà è trovare delle destinazioni meravigliose, soprattutto le isole mediterranee sono molto apprezzate, quindi Cipro, nord, le persone vanno a Maiorca, vanno a Gomera, viaggiano, vanno dappertutto, anche se ci sono diversi voli da prendere, fino a Tenerife ci vogliono 6 o 7 ore da Helsinki. Immaginate se si viene dal nord della Finlandia, come molti dei clienti che vengono dalla Lapponia, per esempio, e ci vuole persino un'ora in più, poi un'ora di diretta di volo e poi ancora da Tenerife si deve prendere una nave, bisogna ancora fare un viaggio per arrivare al resort. Lo fanno, qualsiasi cosa è possibile. Hanno un chiaro concetto di questo, hanno delle grandi vedute, sanno che cercano un posto unico che non si possa trovare ovunque. Quindi ci sono molte destinazioni che sono nella stessa destinazione, che stanno cercando di capire come conquistare i clienti e come far arrivare il messaggio. Oggi, qualche ora fa, ho ricevuto per esempio un messaggio da Donna Fugata che dei messaggi che per esempio di clienti che erano dispiaciuti perché non potevano andare a Donna Fugata e quindi potrebbero considerare di andare in Sardegna. Una persona che rappresenta la Sardegna è disponibile per l'IGTM e quindi in questo modo può partire una storia di successo, di business, e c'è bisogno quindi di incontrare
incontrare il partner giusto nel giusto momento, nel posto giusto, anche se un posto è lontano e non ci sono collegamenti aerei, si può sempre cercare di lavorare insieme, di chiedere a un tour operator qui di vedere il potenziale e poi concentrarsi sul potenziale, sui problemi uno alla volta per risolverli e fare tutto quello che è possibile. Per esempio in Alicante non c'erano tutti voli diretti. Quando abbiamo iniziato 5-6 anni fa, immediatamente le compagnie aeree hanno aumentato i loro voli e adesso ci sono centinaia di giocatori di golf che passano loro un mese intero, anche 3 mesi, che sono i 3 mesi più duri per la Finlandia, novembre, dicembre e gennaio. Quindi non si può mai sapere quanto si possa essere coinvolti, quante persone si possono. A volte ci sono persone che pensano che ci sia un potenziale troppo scarso per investire, ma invece bisogna crederci. È proprio trovare il fatto di trovare la persona giusta che ci creda, credere nel prodotto per venderlo in modo informale e dire la verità su questo prodotto, e anche che ovviamente siate attivi, che vi muoviate. Non solo andando in Europa a dire siamo qui, però insomma con un impegno, e durante le fiere molti finlandesi sono veramente attivi, vengono a parlarvi, fanno molte domande. Quello di cui avete bisogno, parlare l'inglese, essere sorridenti e dare una buona immagine della vostra destinazione. Questi veramente sono fattori vincenti. Sarei felice di rispondere a qualsiasi domanda possiate avere, oppure rispondere per chat. Sono veramente felice di essere stata invitata qui, è stata una conferenza molto bella e attiva. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.